La nuova piazza di Rossano Veneto, prossima al completamento, è stata a lungo al centro di diatribe, polemiche e accesi dibattiti in paese. Un'opera che porta la firma dell'amministrazione Martini e di quella attuale, che dovendo far fronte a diversi ostacoli come pandemia, guerra, carenza prima e rincaro poi delle materie prime, è stata spesso criticata al punto che l'ex sindaca Morena Martini e l'attuale primo cittadino Marco Zonta hanno indetto un incontro pubblico per affrontare la questione con i cittadini. C'era anche il sindaco con me, che ringrazio perché anche lui ha avuto modo di dare delle risposte. È una assemblea che in qualche modo dopo un anno dovevamo ai cittadini ed è stata fatta. È chiaro che non mi aspettavo le persone che venivano a dire che brava questa amministrazione, mi aspettavo proprio le persone che sono venute. Però mi è servita per due cose. La prima è che ho capito che molte delle domande che sono state fatte anche con toni accesi non erano supportate da notizie veritiere. Dall'altra parte, le accuse che vengono fatte, io devo solo ringraziare le persone che me le hanno fatte perché vuol dire che ho fatto. Nel senso che se io, nei miei 10 anni da sindaco non avessi fatto niente, non avrei neanche avuto modo di rispondere l'altra sera alle domande, che venivano fatte. Se ci sono stati dei ritardi, io ho spiegato perché ci sono stati e in opere pubbliche, non dovrebbero esserci, ma sono normali e non ho nessun problema a scusarmi con le persone che stanno subendo un disagio, ma questo disagio è dovuto al fatto che dopo, più di 40 anni qualcuno ha avuto il coraggio di rifare la piazza.